bentrovati con l'edizione straordinaria di Rete Venta legata al coronavirus, a questi mesi di quarantena. Ormai sono passati abbondanti 2 mesi in cui le nostre città, la nostra vita è completamente cambiata, sono cambiate le nostre abitudini, anche se dal 4 di maggio c'è stato un allentamento di quello che è stato il lockdown. Come tutti avete potuto ben vedere, le strade si sono rianimate di traffico, di persone, si è cominciato a poter passeggiare di più, correre, e soprattutto la Regione Veneto ha diciamo allentato più rapidamente e sempre seguendo quelle che sono le direttive dei decreti del governo, i famosi DPCM del Premier Conte. Comunque ha allentato quelli che sono stati quei cordoni che ci hanno costretto a rimanere a casa, che il coronavirus ci ha costretto a rimanere a casa. Allora, subito così all'inizio di questa straordinaria vediamo insieme un po' quali sono stati gli sviluppi e soprattutto vediamo quello che è la prospettiva, ovvero la costituzione di una banca del sangue. Vediamo quindi insieme questo servizio che ci parla proprio di questa banca del sangue, che potrebbe essere una valida possibilità di cura per i pazienti affetti da Covid-19. La nostra idea è quella di costituire una grande banca di sangue di pazienti che si sono ammalati e sono guariti. Loro in teoria hanno gli anticorpi, a noi serve quel plasma con gli anticorpi perché diventa la cura, se dopo tutto sarà confermato, però noi non possiamo permetterci di avere la conferma, girarci indietro e non aver più il magazzino. Una grande banca del sangue dei guariti da Covid-19, questo è un nuovo obiettivo della Regione del Veneto. Da quel sangue, o meglio dagli anticorpi in esso contenuti, potrebbe infatti arrivare la cura. Abbiamo avuto 3.600 persone in ospedale, erano tutte malate di coronavirus, potenzialmente abbiamo 3.600 persone che potrebbero dare una mano alla comunità. L'altro capitolo riguarda l'emergenza economica. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, spera in un ulteriore allentamento allo stop. Infine il governatore ha puntato i riflettori sul disagio vissuto dagli studenti universitari. I ragazzi vivono un'autentica tragedia, molti mi scrivono, anch'io sono stato studente lavoratore in appartamento e ci appesa pagare un affitto peraltro per una struttura che non utilizzi perché da 3 mesi non la stanno utilizzando. Direi padroni di casa di mettersi una mano nella coscienza, cioè cos'è guerra se guerra per tutti, no? Si dice in Veneto. Non è che... Questo è un appello che faccio ai padroni di casa, senza che si offendano. 2, spero che il governo preveda, e sarebbe un bel atto di sensibilità nei confronti di questi ragazzi, preveda una norma, l'ho già detto, che preveda una norma di ristoro. E sono infatti molti i ragazzi, gli studenti appunto che pur facendo le lezioni online, universitarie stiamo parlando ovviamente, continuano appunto a pagare gli affitti. Avete sentito, la speranza è che venga fatta una norma a livello nazionale proprio per cercare di dirimere questa questione, che comunque in questo tempo in cui tanti magari non lavorano, stanno aspettando la cassa integrazione per esempio, trovarsi a pagare ulteriori affitti diventa ovviamente gravoso e pesante. Un problema quello poi per quanto riguarda la cassa integrazione, sappiamo che è un problema abbastanza annoso, non è arrivata a tutti, ci sono tempi lunghi, anche se l'INPS sta cercando di accelerare. Si diceva che i tempi generalmente sono 5-6 mesi per avere una cassa integrazione, si sono ridotti a 3, ma sono sempre tanti per persone che hanno ovviamente bisogno di continuare a vivere, ad avere ovviamente il necessario per sopravvivere in questi lunghi mesi difficili. Rimaniamo in tema sanitario perché parliamo anche di tamponi, perché sapete la questione dei tamponi è sempre molto delicata. Prima sono mancati, poi sono mancati i reagenti, adesso la situazione è migliorata decisamente, bisogna capire chi, come fare i tamponi e ci si chiede anche se i medici di base potranno farli. Allora sentiamo insieme quest'altro servizio dove l'assessore regionale alla sanità Lanzarin ci spiega effettivamente come funzionerà e se anche i medici di base potranno farli. Per sottoporsi al tampone in Veneto non sarà più necessaria la prescrizione specialistica. La Regione ha esteso ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta l'utilizzo delle procedure per la prescrizione del tampone orofaringeo collegato al coronavirus. La delibera è stata approvata su proposta dell'assessore alla sanità Manuela Lanzarin.
Prosegue intanto con risultati incoraggianti anche lo screening all'interno delle case di riposo, effettuato in modo continuativo, ogni 20 giorni il tampone, ogni 10 il test sierologico. Ospiti positivi 2046, quindi meno 2,76 rispetto al dato che avevamo dato una settimana fa e quindi un meno 0,7%. La percentuale era del 7%, siamo oggi a una percentuale del 6,3% per quanto riguarda gli ospiti. Per quanto riguarda gli operatori, lo stesso è un dato molto positivo perché i positivi tra gli operatori sono 1025, quindi meno 79 rispetto al dato di una settimana fa. Recepite osservazioni da FISMA, Sonidi, ANCI, aziende sanitarie e comuni, potrebbe infine vedere la luce anche prima di giugno il piano per i centri estivi al tempo del coronavirus, che prevede tra l'altro piccoli gruppi di bambini, misure di protezione per tutti, attività il più possibile all'esterno. Quindi utilizzare anche strutture tipo scuole che hanno grandi spazi all'esterno, il cambio delle scarpe quando si entra in alcune, soprattutto per i più piccoli, quindi per quanto riguarda i bambini, quindi il cambio delle scarpe all'interno, prevede poi che ci sia l'unico genitore che li accompagna, quindi senza fare aggregazione delle modulazioni, insomma prevede tutta una serie di accorgimenti di questo tipo. Soprattutto per quanto riguarda il ritorno a scuola, perché non sarà facile, già molte comuni si stanno attrezzando, stanno pensando un po' come fare, per esempio a Vicenza stanno monitorando quelle che sono le scuole che possono ospitare i ragazzi, stanno prendendo le misure perché bisogna mantenere distanze sociali, quindi 1 metro piuttosto che 2, e quindi poi poter vedere come introdurre i ragazzi appunto a scuola. Tutto è pronto, la Regione Veneto sta attendendo ovviamente anche disposizioni da parte del Ministero ovviamente della Pubblica Istruzione, quindi un nuovo DPCM probabilmente anche da parte del Presidente Conte, ma allo stesso tempo bisogna dire che già qualcosa anche per le scuole, per esempio, si sta facendo. La ministra Azzolini ha per esempio annunciato quello che sarà, come sarà l'esame di maturità, e quindi la proposta, oltre che il tempo di 1 ora per quello che è l'esame, che sarà un colloquio con la commissione interna e un commissario esterno, ma ci sarà anche da fare una tesina, quindi i ragazzi sono in questo momento tutti quanti impegnati a cercare di comprendere, magari parlare con i propri professori per capire come fare questa tesina a distanza di 1 mese prima, 1 mese e mezzo, insomma, perché il 17 di giugno cominceranno gli esami di maturità, come fare questa tesina, in che termini proporla. Chiaramente non sono cose facili, ci sono tempi anche stretti per poter mettere in moto tutta una macchina che è quella della scuola, una scuola che poi a settembre si troverà a fare i conti di nuovo con quelle che sono le distanze sociali, con aule che sono troppo piccole per contenere, adesso contengono dai 25 ai 30 ragazzi, non potrà essere così perché il distanziamento sociale prevede 1 metro, 2, e quindi probabilmente in classe al massimo saranno 15 ragazzi. Si vedono già diverse simulazioni di come potrebbe essere la nuova scuola, o anche come ha prospettato la ministra Azzolini, magari con dei turni di ingresso a scuola mattina pomeriggio, oppure più semplicemente per quanto riguarda le scuole superiori metà classe segue le lezioni online, l'altra metà va a scuola e poi si turnano ovviamente per questa soluzione. Però tra i vari argomenti che possiamo parlare, di cui possiamo parlare, l'altra questione importante è come sarà la nostra estate. Tutti se lo chiedono, avete visto anche nei messaggi che compaiono in sovraimpressione, c'è la richiesta un po', ma possiamo andare in moto, possiamo fare le vacanze cicloturismo, come c'è il cicloturismo, scusate, il mototurismo. Quindi come saranno le nostre estati e soprattutto come sarà il virus quest'estate? Lo chiediamo, lo vediamo nel prossimo servizio che viene dalla redazione di Padova. Quello che si presuppone è che anche questo virus probabilmente subirà delle influenze legate sia all'aspetto della temperatura e al fatto che si vivrà molto più all'esterno che non negli ambienti chiusi. Quindi è presumibile che in maniera analoga agli altri virus a trasmissione respiratoria ci sia una riduzione della trasmissione. Tuttavia questo non significa che il virus non sarà presente.
Non bisogna mai abbassare la guardia, il messaggio è chiaro. In estate il Covid-19 potrebbe essere più difficilmente trasmissibile, ma di certo non scomparirà dalla circolazione. Bisogna considerare infatti che si tratta di un virus nuovo e che la popolazione mondiale non ha ancora una barriera immunologica. Quindi, anche se i dati sono incoraggianti e mostrano un calo dei contagi, è necessario mantenere un comportamento rigoroso. Deve essere sfruttata come una situazione per cercare di contenerlo maggiormente e non come situazione per essere allegri e non porre nessun tipo di accortezza. Ora stiamo vedendo gli effetti di tutti i sacrifici delle settimane precedenti e bisogna assolutamente non vanificarli. La diffusione mondiale del virus renderà inoltre più difficile il contenimento dei contagi perché gli spostamenti tra paesi potrebbero facilitare nuove ondate, per questo il vaccino è l'unica strada percorribile. Chiaramente bisogna passare in uno stato di immunità della popolazione, che sia di tipo naturale, acquisita gradualmente con le infezioni, o meglio con il vaccino. Quello chiaramente cambierà totalmente la situazione epidemiologica. Il fatto del vaccino, perché ho letto alcune informazioni che c'è chi dice è necessario farlo, considerando che è un virus nuovo e vale la pena fare un vaccino, anche perché il coronavirus rispetto all'influenza cambia molto meno. Il virus inoltre potrebbe comportarsi proprio come accadde con l'influenza spagnola 100 anni fa. Il virus tende comunque ad adattarsi e le varianti meno virulente, meno letali, magari si diffondono più facilmente, vengono selezionati in maniera positiva. Quindi non è scomparso, si è adattato, c'è stato un adattamento tra uomo, virus ed è diventato un virus stagionale. E quindi potrebbe accadere lo stesso con il coronavirus? Presumibilmente è quello che potrebbe avvenire. Dunque avete sentito, insomma, noi dovremmo fare attenzione anche quest'estate, comunque il virus potrebbe mutare, potrebbe cambiare, potrebbe scomparire, quindi è tutto ovviamente avvolto da quello che è il caso e soprattutto quello che sarà l'evoluzione futura. Certo è che l'invito che è stato fatto anche ieri è quello di magari fare vacanze italiane, consumare italiano, perché diamo forza a quello che è la nostra economia, risolleviamo quello che è un settore, il turismo, che è particolarmente stato colpito, gli alberghi sono ancora tutti chiusi, non sanno come sarà la stagione futura, non si sa se per il momento le prenotazioni non ci sono, quelle che ci sono potrebbero essere cancellate, insomma è una situazione veramente complicata per quella che è la nostra economia, come quella degli altri paesi ovviamente colpiti dal coronavirus. Però tra le altre cose, per esempio, leggo qui una mail che è arrivata alla redazione, c'è un problema grossissimo anche per quanto riguarda i prezzi che sono alle stelle di ortaggi e frutta, questo è l'allarme lanciato dalla Coldiretti del Veneto, un crollo dei valori nei campi e nelle stalle. Con la chiusura di bar e ristoranti è corsa al supermercato. Giusto per citarvi qualche dato, prezzi al dettaglio alle stelle, dalla verdura con il più 5%, alla frutta col più 8,4%, ma non solo, anche i salumi salgono al più 3,4%, il latte, pensate, è aumentato del più 4,1%. Quindi sono dati molto importanti che fanno capire come la chiusura di determinate attività che facevano girare l'economia e quindi anche tutto sommato tenere i prezzi a un certo livello, con questa mancanza loro aumentano anche i prezzi. Tra l'altro non so se avete notato, a volte è difficile trovare determinata frutta nei banchi dei supermercati, i supermercati hanno difficoltà anche a rifornirsi molte volte perché è tutto un po' il mercato che subisce rallentamenti, come c'è stato un po' bloccare i tamponi piuttosto che le mascherine alle frontiere, succede anche un po' con la frutta e la verdura e ovviamente quella prodotta in casa non arriva a contenere, a poter soddisfare tutte le esigenze, quindi come ci racconta l'economia, quando la domanda è alta ovviamente aumentano anche i prezzi purtroppo. Torniamo all'aspetto sanitario, adesso invece vediamo un po' perché l'allarme è cessato, diciamo, per quanto riguarda, cioè, o comunque è meno forte per quanto riguarda l'aspetto Covid-19, per cui gli ospedali sono scese praticamente i ricoveri nelle terapie intensive o semi-intensive e quindi gli ospedali sono tornati un po' alla normale attività. Allora, prima di farvi vedere questo servizio, che fa vedere un po' come è cambiato per esempio l'ospedale di Bassano, quali sono stati gli aggiornamenti, facciamo un piccolo break pubblicitario e poi ci ritroviamo subito dopo.
veloce pausa pubblicitaria, di nuovo in studio con l'edizione straordinaria di Rete Veneta. Vi ricordo, prima di farvi vedere questo servizio, vi ricordo naturalmente la nostra pagina Facebook dove potete vedere in streaming, se non riuscite magari col televisore, anche se siete fuori col telefonino, basta che andate sulla pagina Facebook di Rete Veneta e potrete seguire la conferenza stampa tra poco a mezzogiorno e mezzo del presidente della Regione Veneto Luca Zaia, e anche potete vedere tutto il nostro materiale, i nostri servizi sul nostro materiale, anche le tabelle per esempio dei dati relativi a quello che è l'andamento della pandemia in quello che è il nostro canale Telegram, ovviamente sempre Rete Veneta, e ovviamente vi ricordo sempre i nostri numeri in sovraimpressione per mandarci eventuali messaggi, disegni dei bambini, comunicazioni che volete farci, insomma. Adesso dicevamo prima della pubblicità, gli ospedali diciamo, si sono adattati a questa seconda fase, hanno avuto anche loro una fase 2, allora vediamo come si è adattato l'ospedale di Bassano del Grappa. La fase 2 di riapertura delle strutture sanitarie impone nuove regole per il contenimento del Covid-19 ed ecco che in ospedale arriva il braccialetto colorato, un pass vero e proprio che attesterà di aver superato i controlli del varco di sicurezza. In altre parole, chi arriva in ospedale dovrà motivare l'ingresso, misurare la temperatura, indossare la mascherina e disinfettare le mani, e a questo punto gli verrà fornito il braccialetto. Significa che ha subito questi controlli e quindi per oggi è autorizzato a fare le sue cose che deve fare e poi si allontana dall'ospedale. Quando si allontana e va a casa si toglie il braccialetto. Il giorno dopo, se viene per un'altra cosa, ritrova la stessa procedura e un braccialetto di un altro colore. E un po' alla volta riprendono le attività nelle strutture dell'ULSS 7. Tra lunedì e martedì nel distretto 1 le prestazioni ambulatoriali specialistiche sono state 2.278, 1.656 nel distretto 2, 78 gli interventi chirurgici effettuati a Bassano, 18 a Sant'Orso che ricordiamo è ancora ospedale Covid, circa 2.500 in tutto i prelievi di sangue. Riprendono anche le attività di screening di primo livello con l'invio di nuove lettere agli utenti, mentre la medicina sportiva è ancora in stand-by. Per quanto riguarda le vaccinazioni sono ancora bloccate, a parte quelle pediatriche. Per gli ultra 65enni partirà una campagna vaccinale a luglio. Chiameremo gli anziani a giugno-luglio per proporre la vaccinazione antipneumococcica. Sono tutte patologie, questa è batterica, è lo Streptococcus pneumoniae, quindi non è virale, però hanno come organo bersaglio il polmone, danno polmoniti. Una fase 2 che vale per tutti gli ospedali, è un protocollo voluto dalla Regione, la stessa cosa avviene anche all'ospedale San Bortolo di Vicenza e dell'Uslotto, quindi, e degli ospedali appunto come quello di Noventa a Vicentina piuttosto che di Arzignano. Quindi insomma una nuova fase dove si potrà andare in ospedale ovviamente per le visite, stanno chiamando quelli che erano in lista d'attesa già prima, che erano state bloccate, vi ricordate, no? Prima della pandemia, gli ospedali sono stati blindati proprio per evitare che altre persone considerate il luogo di alto contagio, che altre persone potessero contagiarsi. Si ritorna anche qui dunque a una vita normale, normale si fa per dire perché avete visto il controllo della temperatura, i braccialetti per l'accesso e soprattutto l'invito che viene fatto da tutti i direttori sanitari è quello di andare in ospedale solo se strettamente necessario, solo su prenotazione, solo se ci sono situazioni critiche per cui non è necessario, scusate, rimanere in sala d'attesa e soprattutto, se possibile, non accompagnati. Tutto questo sistema consente appunto di se vogliamo dire in un certo senso mantenere quelle che sono sempre le distanze sociali per evitare che più altre persone o più persone possano eventualmente essere contagiati, perché ricordiamolo, come dice sempre il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il virus non è che è scomparso nonostante diciamo questa inizio-fine di lockdown. E adesso questo inizio fine di lockdown che vale per molte, tantissime attività, soprattutto tantissime imprese, però di fatto ci sono attività commerciali, economiche, negozi che ancora rimangono chiusi, che dovrebbero aprire il 18 di maggio se non il 1° giugno. E a Padova già dal 1° maggio ci sono state manifestazioni, flash mob spontanei di negozianti. Ieri a Padova un altro flash mob in Piazza dei Signori, vediamo. Il Veneto vuole ripartire, Padova vuole ripartire, ma ripartire da dove? Dal commercio per esempio, sono proprio i commercianti, i negozianti, gli esercenti di Padova che nel cuore
del commercio padovano qui nelle piazze ci avvertono di quello che gli succederà se non ripartiranno immediatamente. Questo è innanzitutto il grido d'allarme del mondo del commercio, delle imprese, delle partite IVA. Ci sono rappresentanti e titolari di negozi di abbigliamento, di calzature, parrucchieri, baristi, ristoratori, agenzie di viaggio, ambulanti, che non hanno più liquidità, non hanno più ossigeno e il rischio è quello che se il Presidente del Consiglio varerà un altro decreto come quelli che abbiamo visto in passato, dove non ci sono delle misure di sostegno a favore dell'economia in maniera rilevante, il 40% dovrà purtroppo chiudere nel nostro territorio. Che cosa chiedete? Chiediamo che il governo ci aiuti a riaprire, che possiamo tornare a lavorare. Noi siamo agenzie di viaggi e per noi il turismo è un grosso problema perché ancora non abbiamo direttive, non ci dicono cosa possiamo fare, se i confini verranno aperti, quando verranno aperti, come gli aerei, i treni. Noi abbiamo clienti che vogliono andare in vacanza in sicurezza ma vogliono andare via e il governo non ci dice niente, siamo stati abbandonati noi del turismo, aspettiamo, il decreto di aprile, siamo al 6 maggio, non è uscito, che ci dicano qualcosa perché così non si può andare avanti. Un negozio di parrucchiere, 3 anni che lavoravo e investivo, ok? È 2 mesi che sono chiuso, sto vivendo con quel po' che ho messo via a Natale, ok? E adesso sto finendo tutto. Chiediamo di lavorare, qui in Veneto chiediamo solo di lavorare, senza polemiche, E non è un caso che queste domande, queste istanze arrivino proprio da Padova, una città in cui c'è il mercato coperto fra i più antichi d'Europa. Non resta che sperare che le risposte a queste domande non arrivino troppo tardi. E anche a Vicenza proprio questa mattina i commercianti sono scesi anche loro in piazza di nuovo perché l'avevano già fatto il 1° maggio, erano scesi a Campo Marzo, oggi in piazza dei Signori, anche lì un'azione dimostrativa, tra l'altro avrebbero anche consegnato, raccolto le chiavi delle loro attività, stiamo parlando di bar, estetisti, parrucchieri, preparato una scatola con le chiavi delle loro attività da consegnare al presidente Luca Zaia per farsi promotore delle loro istanze nei confronti del presidente del Consiglio Conte. E tra l'altro la Confartigianato anche è entrata in materia ovviamente dei suoi associati perché dice in un comunicato che si sta lavorando almeno a livello regionale affinché queste attività, parrucchieri, estetisti piuttosto che bar e ristoranti, possano aprire sempre in sicurezza, ma soprattutto parliamo di parrucchieri e estetisti, aprire in sicurezza già dal 18 maggio e sembra che questo possa essere possibile, anche se bisogna mettere sempre il condizionale, ma sembra che il governo abbia lasciato questa possibilità a ciascuna regione in base a quello che è probabilmente anche la situazione dal punto di vista contagio. La cosa che però molte di queste attività economiche hanno chiesto alla Confartigianato, che si fa appunto portavoce, è quella di poter avere delle deroghe sulle aperture delle loro attività, nel senso, avendo già diversi clienti magari che si sono già prenotati pensando a una riapertura futura, di poter lavorare anche per esempio la domenica oppure lavorare magari fino a tarda sera, cioè derogare quelli che sono gli orari classici normali che fino a prima della pandemia avevano, per poter in qualche modo rispondere a quelle che sono le esigenze dei clienti, dell'utenza affezionata e dall'altro canto probabilmente anche in questo modo tirare un po' su quelle che sono le loro risorse, la loro stessa economia per poter pagare tra l'altro tasse, IMU, Tasi, Tari, tutte quelle che sono le possiamo definirle gabelle sia comunali che nazionali che comunque devono essere pagate perché di fatto sono state semplicemente spostate in avanti ma dovranno essere pagate comunque. Sono molti infatti quelli che dicono ok, ce le avete spostate, ma noi quando cominceremo a tornare a lavorare dovremo lavorare talmente tanto per coprire il debito per non farne un altro, insomma, quindi diventa una situazione veramente complicata per quelle che sono queste attività economiche, questi negozi, questi commercianti. Nel frattempo però c'è chi si muove per aiutare e sostenere quelle che sono le famiglie in difficoltà.
tra virgolette, i nuovi poveri, perché in realtà è una povertà legata sicuramente a questa situazione contingente, ma comunque che crea grossi disagi a famiglie che prima non ne avevano bisogno, non avevano necessità di ricorrere ad aiuti. Allora c'è chi ci ha pensato, come per esempio una catena di supermercati molto nota nel Triveneto, e allora vediamo questa donazione, che è una donazione importante, 400 quintali di pasta, vediamo. Un aiuto concreto alle famiglie che in questo difficile momento di pandemia sono in difficoltà. Dalle parole ai fatti ci ha pensato Prix, catena di supermercati nata 49 anni fa e che conta 155 punti vendita nel Triveneto, 17 in Lombardia, 1200 dipendenti. Il gruppo ha così deciso di donare alla Caritas, operanti nei 137 comuni in cui è presente il marchio, 4 bilici carichi di pasta, beni di prima necessità e a tutt'oggi di non facile reperimento. Abbiamo pensato quindi alla pasta, perché la pasta è l'elemento principale. Purtroppo tantissime persone sono in grossa difficoltà proprio per reperire i beni di prima necessità, e quindi abbiamo deciso di donare 400 quintali che coinvolgono tutte le Caritas di tutti i nostri punti vendita. Bancali di pasta che una volta partiti dal magazzino di Montegalda arriveranno nei vari punti vendita e saranno presi in gestione da Caritas. Noi come Caritas diocesane andremo a attivare le Caritas parrocchiali, locali, perché la pasta venga distribuita alle famiglie di quei territori. Nuovi poveri, nuove famiglie che con il virus hanno visto la loro esistenza travolta dalla crisi, privi di lavoro in attesa della cassa integrazione. C'è stato un raddoppio delle persone, delle famiglie che chiedono aiuti alimentari, e questo numero importante di persone sono nuove, sconosciute ai nostri servizi e alla nostra rete. Proprio a queste famiglie continua la solidarietà della catena di supermercati. Abbiamo anche dato uno sconto del 10% ai buoni spesa che il Comune offre alle famiglie in difficoltà, e ad oggi lo sconto si può quantificare in oltre 100.000 euro di risparmio per le famiglie. Quindi diciamo che noi stiamo facendo il possibile, abbiamo sempre fatto, ma in questo momento bisogna per forza di cose restare sempre più uniti per venirne fuori bene, e sono sicuri che ce la faremo. Stare uniti è la parola d'ordine in questi tempi difficili per tante famiglie, per tutta la società, per tutti noi veneti, insomma, stare uniti per uscire da questa situazione di crisi e di pandemia. Stati Uniti che ha visto, per esempio, parliamo di donazioni, parliamo di aiuti, perché Stati Uniti significa anche aiutare in quel senso, e quindi aiutare vuol dire anche buoni spesa, vuol dire anche una spesa portata a casa. Per esempio a Padova, a Vicenza viene fatta anche questa cosa, il comune si è attivato attraverso tanti aiuti, la gente stessa che dona qualcosa sia economicamente sia anche materialmente, cioè viene a portare pacchi di pasta, portare ovviamente cose in scatola che possono avere una lunga conservazione, vengono create delle spese portate a quelle famiglie che ne hanno bisogno, che sono famiglie certo conosciute sicuramente dai servizi sociali, ma come avete sentito sono anche tante quelle che in realtà erano sconosciute, o comunque in realtà di fatto non lo erano prima, povere, o comunque che necessitavano di un aiuto per poter andare avanti in questi mesi difficili. Diventa difficile anche per la vita condominiale, perché bisogna andare avanti appunto, e quindi ci sono situazioni magari da derimere, controversie condominiali da derimere, e se però non ci si può trovare in assemblea condominiale, come si fa? Allora l'associazione che raccoglie tutti gli amministratori di condomini di fatto come tante altre cose vengono fatte via online, anche le assemblee di condominio si possono fare online, vediamo. L'emergenza coronavirus ha modificato la quotidianità di tutti, compresa la normale amministrazione di un condominio. Le rigide misure adottate contro la diffusione del contagio, che vietano assembramenti e spostamenti, salvo poche eccezioni, rendono impossibile la convocazione al momento delle assemblee condominiali. Capire come si può affrontare la problematica della gestione nel momento in cui non è possibile fare assemblee condominiali, da marzo non si possono più fare. Però le spese condominiali devono essere pagate, perché altrimenti i servizi non possono essere garantiti, e ci sono parecchi che appunto dicono: ma non avendo approvato il preventivo noi non paghiamo. Sono mancate indicazioni chiare, spiega il presidente Bertin. C'è stata solo una trasmissione che ricordo dopo la prima settimana, che ha ribadito: guardate che le spese condominiali, i versamenti non sono interrotti. Ma anche questo dovrebbe essere un po' l'indicazione. Ripeto, stiamo parlando
di 14 milioni di cittadini che abitano nei condomini. Purtroppo, nonostante le varie richieste che sono state fatte, non c'è stata una risposta, un minimo di citazione anche nei PCM, nelle ordinanze. Alla luce di questo, ANACI per prima in Italia ha deciso di organizzare le assemblee condominiali virtuali utilizzando le piattaforme telematiche che permettono di mettere in contatto a distanza amministratori e proprietari. Il centro studi dell'associazione ha diffuso le linee guida, mentre nei giorni scorsi è stato anche depositato alla Camera dei Deputati un ordine del giorno che chiede di impegnare il governo a valutare l'opportunità di adottare interventi normativi per fronteggiare l'emergenza e favorire il regolare svolgimento dell'attività di gestione dei condomini. Avete visto, si trovano sempre le soluzioni, si lavora online, è una sorta di smart working anche per gli amministratori di condominio, difficile ovviamente perché quando si deve trovare delle soluzioni si ha bisogno anche di un confronto diretto, comunque si riesce a trovare sempre una via alternativa per anche la gestione di quelle che sono le attività e la vita condominiale. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, ci ritroviamo subito dopo e siamo quasi a ridosso della conferenza stampa con il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Eccoci nuovamente in studio, manca pochi minuti per l'arrivo del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Intanto io vi ricordo innanzitutto la nostra pagina Facebook nella quale potete seguire la diretta streaming della conferenza stampa del Presidente Zaia e se non riuscite magari col televisore, non avete tempo, non avete modo appunto di seguirla attraverso la TV. Vi ricordo anche che tutto il materiale, i servizi particolari che noi facciamo piuttosto che le stesse i numeri, i dati delle tabelle di quella che è l'evoluzione della pandemia nella nostra regione li trovate anche sul nostro canale Telegram ovviamente di Rete Veneta. In sovraimpressione vedete i nostri numeri di telefono per mandarci messaggi, inviarci vostre comunicazioni piuttosto che magari i disegni o i video che voi fate di questo lungo periodo di virus che praticamente ci ha costretti a casa e adesso un po' ci ha liberati. Magari potete anche raccontarci cosa fate adesso che potete uscire di casa, quali sono le vostre cose, le cose che fate con più piacere che vi erano mancate. Vediamo invece noi cosa c'era mancato, se c'erano mancati i Colli Euganei e se soprattutto li possiamo vivere e vedere in maniera diversa. Lo vediamo in questo servizio. Ciao. C'è il naturalista Antonio Mazzetti che svela i nomi della terra euganea. Ci sono anche le sommelier che parlano dei vini delle colline padovane e c'è pure la guida turistica che ricorda la passione del Petrarca per le piante e le erbe aromatiche. I Colli Euganei tornano a parlare delle proprie meraviglie storiche, naturalistiche ed enogastronomiche grazie alle voci di chi vive questo straordinario territorio. Un modo nuovo e al passo coi tempi, ideato dalla Strada del Vino dei Colli Euganei durante l'emergenza coronavirus, per ricordare a tutti che quelle che i poeti chiamano isole senza mare sono un luogo ideale in cui trovare bellezza, passione, cultura e natura. Spazio quindi, oltre al naturalista, alle sommelier Elisa Stocchiero ed Elena Cantarello, con i Merlot e i Cabernet dei Colli. La guida turistica e curatrice del Parco Letterario Francesco Petrarca, Claudia Baldin, con un focus sul pollice verde del poeta. E con la guida naturalistica Francesco Loreggian, con un approfondimento sulla biodiversità del parco. La rubrica social, nata sulla pagina Facebook della Strada del Vino, proseguirà con i racconti di esperti, vignaioli, guide turistiche e naturalistiche. Dunque i social diventano i nostri occhi, il nostro modo di viaggiare, se vogliamo, anche vicino, anche attorno a casa nostra. Ecco, vedete in questo momento la sala stampa della Protezione Civile di Marghera, siamo in attesa del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia con l'assessore Bottaccin e l'assessore Lanzarin, l'assessore alla Protezione Civile e l'assessore alla Sanità, per ulteriori comunicazioni. Sapete che l'appuntamento è un appuntamento ormai diventato fisso e atteso da voi tantissimo perché ci saranno ovviamente nuove informazioni, ci verranno date magari anche ulteriori delucidazioni su comportamenti e situazioni magari un po' critiche. Per esempio, tra i tanti messaggi che voi ci mandate c'è la richiesta anche di una eccolo qui, è già arrivato prima del previsto il Presidente Luca Zaia oggi da solo. Vediamo insieme la conferenza stampa. Perfetto, grazie, buongiorno a tutti. Come avete saputo oggi vi do il bollettino e poi vi lascio spazio per le domande. Allora,
il totale di tamponi è 410.000, ne abbiamo fatti praticamente 9.000 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento sono 5.773, sono esattamente 402 in meno rispetto a ieri. I positivi sono 18.553, più 74. Peraltro in linea con i dati anche di altre regioni, cioè nello screening vengono fuori appunto percentuali bassissime di positivi. I ricoverati sono 959, sono 33 in meno rispetto a ieri. Vedete che si stanno svuotando gli ospedali, tanto è vero che abbiamo già notizie di alcuni ospedali che sono assolutamente covid free. È ripartita dal 4 di maggio l'attività ordinaria con poi tutta la nuova filosofia che conoscete. Le terapie intensive sono 87, meno 3. I dimessi sono 2.826, siamo a più 44, quindi calano le terapie intensive, calano i ricoverati e aumentano le dimissioni. I morti sono 1.235, però il totale è 1.589 il totale, più 12, ieri era più 17, i nati 95. Allora guardate, altre due brevi considerazioni. Abbiamo spesso indicazioni sull'uso corretto della mascherina. Io continuo a dire che è fondamentale che la mascherina diventi un accessorio che ci accompagna in questa fase della vita. Devo anche dire che stiamo scrivendo una circolare, un'ordinanza, adesso vedrò come fare, perché giustamente molti ci segnalano l'incongruenza del fatto che, se è vero da un lato che ad esempio il podista, cioè chi corre a piedi, deve correre senza mascherina, è altrettanto vero che non lo può fare in mezzo ai passeggi pieni di bambini e di cittadini con la mascherina che stanno passeggiando tranquillamente. E quindi bisognerà dire ai podisti che l'attività fisica la devono fare in luoghi non affollati, perché giustamente questo è un fatto che non avevamo valutato, o meglio il buon senso ci dovrebbe portare a valutarlo da soli. No, tu non puoi metterti a correre senza mascherina in mezzo a fiumi di persone che stanno tranquillamente camminando. Siccome ci è arrivato da più persone questa indicazione, adesso faremo un provvedimento per chiedere ovviamente il rispetto delle regole e siccome lì il rispetto del distanziamento non c'è, perché i 2 metri non si riescono a avere, soprattutto in passeggi affollati, dico che stiamo provvedendo. La mascherina è obbligatoria, ve lo ricordo, uscita di casa, non si porta solo durante l'attività motoria intensa e per i bimbi sotto i 6 anni e le persone con disabilità o con difficoltà certificate. In generale continua il calo, un calo che continua in terapie intensive e in ricoveri dal 10 di aprile. E adesso io poi tornerò su, abbiamo una videoconferenza con i colleghi presidenti. Il Veneto porta avanti assieme ad altri colleghi ovviamente la volontà di proporre di poter aprire tutto. Vi ricordo che è difficile pensare che l'apertura che abbiamo ad oggi, che è pressoché quasi totale, sia un fatto di salvaguardia rispetto all'apertura di quello che è ancora rimasto chiuso. Cioè oggi non c'è più il lockdown e quindi gli incontri, gli scambi tra i cittadini sono assolutamente ad alta intensità. Per cui pensare che il capro espiatorio di questa partita debba essere la parrucchiera, il barbiere, l'estetista o i negozi, decisamente no. Altri colleghi la pensano come me, io spero che il buon senso imperi e si possa pensare a quantomeno a dare la facoltà alle regioni di poter attivare delle aperture, magari giustificando con una relazione le motivazioni per cui si vuole aprire. Per quanto riguarda il Veneto siamo disponibili ad aprire tutto subito, questa è la nostra visione. Ovviamente fatto salvo sempre gli indicatori sanitari e le regole che conosciamo. Non vorrei mai che qualcuno poi in un caso di reinfezione
dica, ma Zaia diceva che bisognava aprire tutto. Siccome c'è un sacco di lazzaroni dentro nei social e di gentaglia che non ha neanche, secondo me, non avrebbe neanche diritto di avere un dominio social per le stupidate che scrive e per i commenti che fa, dico, sono casi isolati ma esistono, è inutile che ci nascondiamo dietro al dito. Vedo anche che c'è più di qualcuno che si diverte a diffondere materiale su di me che non totalmente inesistente, notizie che non mi riguardano, altre menate del genere, e questa c'è feccia della società e cercheremo di sistemarli un po' tutti pian piano. Posso garantirvi che 9 su 10 arrivano piangendo, pregando di essere graziati, e questi sono i leoni da tastiera, no? Però lo dico proprio perché bisogna essere corretti, tutto non prescinde dalle indicazioni sanitarie, questo è fondamentale. E passerei la parola a voi per le domande, poi abbiamo una piccola sorpresa e dopodiché vi devo lasciare. Prego. Allora pregherei i colleghi, visto che c'è in contemporanea la riunione con i presidenti delle regioni, di assolvere le domande in un giro rapidissimo. Partiamo sempre da sinistra verso destra. Allora, Salvaso, Vennaro e poi mi tasteranno la mano. Beh sì, ovviamente Presidente, il tema è quello che lei ha appena sollevato ora, quella della richiesta del Veneto di aprire tutto prima possibile. E questa mattina i giornali riportano alcune notizie di questo tipo. Ci sono 6 regioni che di fatto sarebbero in regola con i cosiddetti parametri fissati dal Ministro Speranza. Nell'ordine si tratta di Basilicata, Molise, Umbria, Sardegna, Calabria e Val d'Aosta. La Basilicata e il Molise dal 29 aprile al 5 maggio hanno raggiunto lo 0 alternato 4 giorni su 7. L'Umbria ha il record di bassa letalità. Noi abbiamo invece il record, direi italiano se non mondiale, dei tamponi, e quindi è uno dei parametri mondiali, appunto, uno dei parametri tenuti in maggior considerazione dal governo. Ecco, l'Alto Adige non ha alcun problema, tanto è vero che con l'autonomia speciale riconosciuta dalla Costituzione dal 18 vuole aprire tutto quello che è possibile. Allora, il Veneto rispetto a questi parametri, io penso che lei sia convinto di poter aprire tutto. Ce li può motivare un po' più nei dettagli o attende la verifica con il Ministro? Guardate, i parametri lasciano il tempo che trovano. Io guardo le terapie intensive, i ricoveri e i positivi. Noi abbiamo 75 positivi in più in una regione che oggi dice che ha fatto 9.000 tamponi. Fate 75 su 9.000 e vedete che percentuale abbiamo, è ridicola. Questi sono i dati che abbiamo. Non abbiamo trovati su 9.000 1.000 positivi, perché quando avevamo i focolai viaggiavamo con cifre molto più importanti. Penso che ci siano tutti gli indicatori, insomma, dopodiché confrontare comunità che hanno sanità diverse, perché fra un po' viene fuori che qualcuno ha anche sanità migliori del Veneto se andiamo avanti di questo passo, e che hanno fatto tamponi in maniera quantitativa e qualitativa diversi dai nostri. Cosa volete che vi dica? Prendo atto di questo. Un discorso è andare a tamponare i dipendenti della sanità, è un discorso fare tamponamenti di associazioni magari di volontariato o di altro che non hanno vissuto in ospedale o al fronte. Lo si fa da un punto di vista epidemiologico di indagine e di screening, ma non si può, al di là del numero di tamponi per abitante c'è un aspetto qualitativo dei tamponi che bisognerebbe valutare. Perdonatemi, noi tamponiamo i dipendenti della sanità in prima linea ogni 10 giorni e tutti gli altri ogni 20 giorni, comprese le case di riposo. È ovvio che noi facciamo un lavoro di fino. Se invece uno va per strada e tampona e fa tamponi a persone in maniera indistinta, avrà sicuramente delle percentuali diverse. Però noi siamo per aprire, io penso che il governo debba prendere atto del fatto che a livello nazionale c'è eterogeneità nella risposta sanitaria, nelle vicende epidemiologiche, per cui è fondamentale che magari si deleghino le regioni sulla base di un piano asseverato da un punto di vista sanitario e tutto, di provvedere alle aperture che ritengono di aprire. Grazie. Prego. Unisco solo. No, c'era solo per unirmi un attimo così chiudiamo, anche le spiagge. Sì, assolutamente sì. Guardate, penso che il prodotto turistico sia tra i primi da prendere in mano, ma non semplicemente perché sono in ginocchio, e questa è già una grande giustificazione. Però penso che all'aperto in spiaggia, osservando delle regole minimali, si possa assolutamente fare turismo.
Sì, scusi Presidente, non ho capito bene, qual è il percorso? Adesso voi vi riunite tra regioni? Siamo già in riunione, sì. E il tema è che ne uscirà, immagino, un documento, una decisione delle regioni, spero sia unanime, di richiesta di rivedere le posizioni su quelle date che abbiamo sentito annunciare. Cioè 1° giugno è un'era glaciale per noi. Pensate che il 1° giugno è come se oggi noi pensassimo ai primi di aprile, cioè è uno scenario totalmente opposto a questo, per cui penso che il 1° giugno sia assolutamente una data inopportuna da pensare per un'apertura. Fra l'altro era ancora parziale perché si prevedevano ancora alcune categorie chiuse. Si affronti, cioè il quadro epidemiologico e sanitario è radicalmente cambiato, non è colpa di nessuno, io non sto facendo colpe a nessuno. Rispetto alle dichiarazioni di 15 giorni fa il quadro è cambiato. Ci sarà un documento delle 20 regioni? Spero ci sia un documento delle regioni, però da parte nostra chiediamo l'autonomia di poter procedere. E questo documento verrà sottoposto al governo nei giorni prossimi? Immagino di sì, se si farà. Ok, grazie. Prego. Emiliano Prigioni, Marchiori. Presidente, buongiorno. Per collegare i pezzi del puzzle, quindi questa era la famosa trattativa con il governo di cui parlava l'altro giorno con i parrucchieri per quindi ottenere l'anticipazione come data 18 di maggio. Ma no, come data 18. Prima possibile. Prima possibile che dopo. Ok, senta, io le chiedo, qui c'è una doppia chiave di lettura, può essere o lo sport o il turismo, c'è un settore, gli impianti a fune, che è bloccato completamente e anche loro appunto chiedono aiuto. Loro hanno anche fra l'altro un altro problema che è quello della cassa integrazione, perché se non ho capito male sono assoggettati ai trasporti e non accedono alla cassa integrazione, quindi un guaio nel guaio. Però è bloccato dal decreto, gli impianti sono bloccati dal decreto. Quindi gli impianti, essendo bloccati dal decreto, hanno già il CIG? No, non possiamo intervenire. Perché sì, ovvio, su questo no. E le chiedo un commento sullo che è insomma per le Olimpiadi, vabbè che c'è tempo, però insomma ben venga. C'è tempo, però il tempo passa, nel senso che abbiamo per il 2026 questo grande evento, che sarà un rilancio totale di quello che sarà il nostro comparto. Diciamo della montagna invernale, quindi dello sci e degli altri sport invernali. Ben venga, fra l'altro ho visto che è passato pressoché all'unanimità il provvedimento e questo è un bel segnale. Grazie. Stiamo parlando della legge olimpica ovviamente. Ciao. Quindi potrebbe essere plausibile l'11 maggio anche tecnicamente la riapertura? Ma noi siamo pronti, il problema è che voglio ricordare che noi non abbiamo base giuridica per aprire, nel senso che si può buttare il cuore oltre l'ostacolo, ma si mettono anche nei guai i cittadini. Vedete che a Calabria adesso è al TAR, sabato avrà la pronunzia al TAR, questo è quello che succede. Per quanto riguarda il piano delle scuole, che ieri appunto l'assessore ha presentato, doveva presentare al governo, al Ministero. Ma al momento non ne sappiamo nulla? Niente. No. Grazie. Prego. Rete Veneta, Antena 3. Ciao. 3 domande poi. Allora, la prima ci arriva dai proprietari dei centri cinofili dove si esercita l'agility dog e l'addestramento cani. Sì. Allora, nonostante ci sia l'ordinanza regionale, gli è stato detto dalle associazioni di riferimento che non possono ricominciare perché il governo ha bloccato le regioni che avevano permesso queste attività. Vabbè, se sono diventati giuristi ne prendiamo atto. Poi? Ma scusate, ma ognuno deve fare il suo mestiere. Come chi va a controllare, non deve fare le disquisizioni giuridiche se vale l'ordinanza della regione, cioè vale l'ordinanza della regione finché l'ordinanza non viene impugnata e c'è una sentenza contro, punto. Se poi uno vuole affidarsi ad altri pareri lo fa, ma non si dica che non sono aperti, per noi possono esercitare. Ok. L'altra invece è stato lanciato in collegamento Skype attraverso la nostra emittente da Guido Pomini di Federmoda Treviso, l'idea di un voucher per l'acquisto di moda made in Italy, un po' come per i buoni vacanza. Lei cosa ne pensa? Penso che sia una bella idea, ovviamente bisogna convincere il governo di essere presente anche su questo fronte. Ok, l'ultima invece ci arriva dalle agenzie immobiliari
categoria insomma che ha comunque a che fare con le persone, non sanno bene come comportarsi. Va bene la distanza, va bene il metro, però si sentono un po' in difficoltà, ci è arrivata più di qualche richiesta, non sanno bene fino a dove possono arrivare. Le regole sono chiare: uso di mascherina, distanziamento sociale, igienizzazione delle mani, punto. Non c'è altro da aggiungere. Cioè, io capisco che c'è sempre la preoccupazione di applicare bene la norma, ma la norma è molto semplice: mascherina, distanziamento almeno 1 metro, quindi nei colloqui, nelle visite eccetera, e igienizzazione delle mani, punto. Non c'è altro. Ok, perfetto, grazie. Prego. Chi è? Ah sì, no, poi faccio l'altro giro. No, ma in realtà su quello che sta dicendo lei, perché anche i gestori di palestre per bambini, queste cose qua chiedevano se basta il distanziamento, se possono aprire danza classica, tutte quelle robe là. Ma lì ci sta anche scrivendo un progetto di linee guida per l'apertura, però ovvio che le basi sono sempre quelle, non c'è nulla da inventare. Ma possono aprire tenendo conto di sta roba. certo. Ok, grazie. Allora, un giro di domande, cominciamo. Mi dice l'assessore Bottacci, mi dice che alcune federazioni si sono fatte le linee guida, cioè basandosi sempre sui principi cardine, no? Allora, facciamo un giro delle delle domande giunte via WhatsApp e poi rifacciamo un terzo giro in platea. Facciamo veloci. Marzia Pretolani, Telenuovo, la prima è una domanda leggera, un commento del governatore sulle tose di Zaia che sono già arrivate oltre i 70.000 like. Ma guardate, io ringrazio questi gruppi, le tose di Zaia, le bimbe di Zaia, Zaia Fan e tutti i gruppi che sono nati. Li ringrazio e al di là del sorriso che strappa, hanno fatto un lavoro eccezionale, perché poi ho visto che hanno quasi 80.000 iscrizioni in poco più di una settimana. Ben venga, per noi è uno stimolo in più, però voglio anche dire una cosa, che invece di liquidare con un sorriso, io ho apprezzato che si sono date una finalità charity, quindi di volontariato, di donazione, e approfittano di questo network per fare delle cose utili per la comunità, e penso che è quello che bisogna scrivere, perché sono le regole che si sono date su questo fronte, cioè sia le tose di Zaia che gli altri portali, insomma, che gli altri gruppi. E quindi grazie per il sostegno, e grazie anche per aver trasformato un sostegno che qualcuno magari lo vedeva così simpatico e semplicemente di diletto come un'operazione di sociale importante, perché poi un network di 80.000 signore che si sono messe insieme riescono a fare una grande raccolta anche di fondi e fare donazioni. Seconda domanda molto specifica, il tema è le sale prove e registrazioni per i gruppi musicali. Chi fa musica ha bisogno di allenarsi, di provare in spazi adeguati con dovuto distanziamento, sanificazione e misure protettive di B. Quando sarà possibile? Ma è già possibile. Chi è che ha vietato questo? A noi non risulta. Non so proprio. Sinceramente questa non l'ho mai sentita. Vabbè, c'è il divieto di assembramento, però il gruppo musicale non è che ha 200 persone, cioè, penso che se è un'attività che non è bloccata dal codice Ateco la si può fare col distanziamento e via. E domanda di Domenico Basso, direttore TVA, i distributori di latte, mozzarelle eccetera, la domenica devono restare chiusi? Sono aperti. Sono aperti. Cioè le uniche attività chiuse la domenica sono quelle in ordinanza, cioè il supermercato, le ferramente, quelle robe lì, solo quelle. Un chiarimento chiede la Pederiva del Gazzettino sulla delibera che estende ai medici di base e ai pediatri la prescrizione dei tamponi. La? Prescrizione dei tamponi. È confermata l'esenzione del pagamento per tutti o la scelta è a discrezione di chi prescrive, cioè il medico? No, a noi risulta che è confermata, non mi risulta che non lo sapevo. Lo verificheremo per essere più puntuali, ma a me risulta così. Verificheremo e faremo sapere anche perché in linea di principio non c'è una discrezionalità, cioè il tampone è un fatto obbligatorio nello screening. Se stiamo parlando di quello che arriva con un test dal laboratorio privato, allora capiamoci, il tampone si fa nel soggetto positivo sintomatico, no? Uno è a casa e via, dopodiché ci sono gli isolamenti e tutto, ci sono tutte le attività che si fanno, poi c'è il famoso tampone prescritto dal medico
perché c'è il paziente che arriva che ha un test sierologico positivo, deve essere confermato dal tampone. In quel caso si va d'ufficio. Appunto, dice, la seconda domanda è se appunto tutti chiedessero di sottoporsi al tampone perché è gratis, il sistema reggerebbe? Ma guardate, io apprezzo queste riflessioni. Allora, io non so più in che lingua spiegarlo. Quante me ne volete far fare tamponi al giorno? 20.000? 30.000? Scegliete voi un numero. Noi abbiamo un programma da 20.000 a regime, 30.000 per settembre, più se compriamo le macchine arriviamo a 50.000. Se compriamo le macchine, lo dico sempre a quelli che fanno le pulci di tutto quello che dico, del resto non hanno sempre il cervello acceso. E allora fate anche 50.000, giusto? Che mi sembrano un po' troppi, facciamo 30.000. Siamo 5 milioni di veneti, fate la divisione e vi rendete conto cosa significhi fare tutti questi tamponi, quanti giorni ci vogliono. Cioè, è sicuramente in linea di principio. Sarebbe bello che tutte le mattine tutti potessero avere il tampone, ma vi ricordo che c'è un tempo materiale per farli, ci sono delle modalità, ci sono dei limiti di esecuzione e comunque vi ricordo che il tampone è una fotografia, è un'istantanea, perché anche tutta noi siamo quelli di tamponi, però l'obbligo di dire che non possiamo far credere ai cittadini che il tampone sia un test diagnostico che dura a vita, è una foto perché un istante dopo, siccome il tampone becca la positività in linea teorica il 7° giorno dall'avvenuto contagio, facciamo che tu lo dico banalmente, eri a 6 giorni e 11 ore e mezza, ti fai il tampone, dopo mezz'ora, dico una banalità, diventi positivo. Cioè, capire bene che cos'è un tampone e comunque se lo fai sotto i 7 giorni sei col virus in corpo ma non ti becca il virus. Antonella Benanzato, Asca News. Prima domanda, come procede l'interlocuzione col governo per anticipare riapertura parrocchiere? Ho già detto. Si è già detto. 2, sul fronte dei test sierologici, a che punto siamo? C'è una validazione? Ma ne abbiamo parlato in più occasioni, noi andiamo avanti con le sperimentazioni e anche sotto profilo clinico vi ho detto che ci sono stati questi 12 pazienti trattati, presenteremo la relazione, ovviamente per un fatto di rispetto istituzionale prima verrà inviata all'Istituto Superiore della Sanità. Dati su R0 del Veneto, qual è al momento anche a fronte dei dati sul contagio? Cioè l'R0 a che punto è? Sotto lo 0,3. Sì, sotto lo 0,3 è basso, però in tutta sincerità io sono ancora di quelli che guardano la pratica, no? Io avrei concluso... No, perché a sto R0 si è attribuito un valore, sì, sicuramente è un dato epidemiologico importante, ci mancherebbe, capite? È come dire al medico, cioè il medico se ha esperienza dall'anamnesi capisce già se c'è una malattia in corso, no? In un paziente. Non è che bisogna fare tutta la lista di tutti i giri di tutte le macchine dell'ospedale perché c'è scritto nel manuale. Presidente, proprio sul plasma, se posso, avete già avuto dei riscontri, vista la chiamata di ieri, perché esce il nuovo iPhone, c'è la fila, su queste cose molto più importanti? Forse... Sì, no, guardate, intanto noi abbiamo scritto a tutti i direttori generali, adesso si attiveranno per mandare una lettera e quindi dico a tutti evitate di venire a dire che nessuno mi ha chiamato ste robe, non scampa nessuno. Uno può andare lo stesso. Al documento sono stato dimesso, sono un ex non incasinate le storie. Cioè, questo è un sangue particolare che deve avere una sua filiera. Arriverà la lettera a casa, quando arriva la lettera a casa ci sarà un numero di telefono, si chiama chi vuole, io spero tutti, e si mette a disposizione. Peraltro ci sono già dei donatori che sono stati intercettati, perché inutile che ve lo neghiamo, abbiamo già la banca con alcuni depositi, ovviamente sono stati fatti strada facendo, adesso vogliamo fare una roba a tappeto, siamo i primi a costituire questa banca del plasma, ok? No, se è possibile, se è ancora un secondo volevo tornare sulla questione delle mascherine, Presidente, sì. Perché è vero, non se ne trovano a 50 centesimi, lei ha definito la mascherina l'unico strumento di massa salvavita, perfetto. C'è qualche farmacista generoso che ce le regala, però insomma è un po' difficile uscire e trovarle appunto a questo prezzo. Eppure il commissario Arcuri ha firmato un accordo con Federpharma e ha stabilito questi meccanismi, cioè il costo vengono 38 centesimi, questo è il costo industriale,
prima del Covid costavano 9 centesimi e potevamo comprare una mascherina a 25 centesimi, arrivavano dalla Cina, adesso è cambiato il materiale da quello che ho capito. Il governo si è impegnato a rifornire con un accordo con Federfarma le farmacie per abbassare il prezzo e portarlo appunto a quello pattuito, 50 centesimi. Però oggi tutti i giornali segnalano che siamo ad un punto morto. Allora, come se ne esce? Cioè, ha una proposta operativa concreta e il Veneto può studiare una soluzione ad hoc, perché hanno fatto un accordo con 5 aziende a livello nazionale per garantire l'autosufficienza, però forse un po' di fantasia e di maggiore coraggio decisionale potrebbe, come dire, sì, noi siamo diventati famosi per le mascherine, grazie a molti vostri colleghi. Ma noi ne abbiamo distribuiti 10 milioni grazie a Graficamente che non abbiamo pagato, vorrei ricordare, no? C'è anche qualcuno che mette in dubbio che siano state pagate, come avessimo un conto segreto in regione. Vabbè, siamo a perdere. Io penso che per risolvere questo problema, intanto c'è un contingente di mascherine sul mercato che sono state prese in carico a valori molto più alti e che quindi sono fuori mercato. Bisogna intanto garantire il delta da 0,50 a quello che è il prezzo di vendita di oggi, cioè io direi di ristorare tutto il magazzino che c'è ormai al dettaglio in maniera tale che chi ha caricato le mascherine possa avere ristorato il delta, no? Cioè io le ho caricate, devo vendere 80 centesimi per guadagnarci e ci sia lo Stato che mi dà i 30 centesimi di differenza, punto, visto considerato che riconosce come prezzo i 50 centesimi. E dopodiché bisogna spingere, però guardate che la produzione nazionale di questi dispositivi, che è strategica, non prescinde dal fatto che si paghi e si sostenga la produzione da un punto di vista finanziario. È impossibile pensare che ci siano aziende che possano restare sul mercato nel momento in cui si aprirà tutte le frontiere e torneranno ad arrivare le mascherine chirurgiche cinesi o asiatiche che costano molto meno, hanno costi di vendita sul mercato, prezzi di mercato che sono inferiori ai costi di produzione italiani, questa è la verità. Rete Veneta, Antena 3, poi chiudiamo. Sì, Presidente, scusi, continuano ad arrivarci parecchie telefonate per chiedere quando si effettueranno i tamponi ai lavoratori dei supermercati. Ma quello era un progetto sperimentale. E oggi siamo concentrati su altri fronti che sono quelli degli ospedali, che sono quelli di molte imprese. Segnalerò anche questo aspetto, segnalerò anche questo aspetto. So che il professor Crisanti voleva fare dei tamponi, non so se abbia iniziato sul fronte dei supermercati. Ecco, poi un'ultima cosa, all'inizio lei ha parlato dei podisti. C'è una situazione a Venezia che è già una specificità per la sua struttura e ci stanno arrivando più di qualche telefonata in cui dicono che tra le calli a volte l'ho detto prima. Esatto, quindi proprio riguarda anche proprio, ci sarà una specificità per la città o sarà una sorta No, in generale, cioè, guardate che stiamo parlando di una malattia, di un virus, non è che possiamo mettere i nomi delle vie, e scrivere dove bisogna andare a correre, ragazzi. Non c'è mai nessuno, io non vedo mai nessuno che mette le dita nelle prese elettriche. Perché non le mettono? Perché sa che c'è la scossa. Dobbiamo fare una roba a addestrare i virus a tirare la scossa, perché così tutti capiscono che c'è il virus in giro. Noi abbiamo concluso, Presidente. Adesso io vi do 2 minuti di un oratore speciale, l'uomo degli ovi. Damiano, vieni qua. Accogliamolo con un applauso, Damiano. Allora volevo fare solo un saluto. Prego. Lui ci ha mandato le uova. E poi sono nati i pulcini, oggi è venuto a controllare, ci ha portato anche altre attrezzature. Dì un po' l'idea che ti sei fatto. Sì, vai. No, che... Vicino al microfono. Sono venuto qua e niente, ho portato l'abbeveratoio, no, più che altro una ciotolina dove mettere il mangiare. Poi abbiamo portato qua la chioccia artificiale, abbiamo già spostato 3 pulcini e 2 sono ancora in incubatrice e un altro l'abbiamo aiutato a uscire prima. Sì.
Posso portarne uno? Sì, sì. Ad esempio, penso proprio che sia una blu ramato questa. Bisogna parlare forte. Penso che sia una blu ramato. Eccolo. Questo è uno dei tanti pulcini che sono. Quanti pulcini hai a casa? 13. Come ti è venuto in mente di spedirne gli ovi? Vicino al microfono. No, non so, cioè, anch'io volevo fare una donazione e quindi ho pensato di donare delle uova, ecco. E ce ne ha date 30? 24. 24 uova. Guarda che bello, siamo un batuffolo. Bene, grazie. Vuoi dire qualcos'altro? Dai un consiglio ai tuoi coetanei sull'allevamento dei pulcini. Vale la pena di fare questa esperienza? Sì. Ma la mamma ti sgrida? No. Adesso dovete sapere che Damiano fa anche i tutorial su internet e spiega come affrontare il tema dell'allevamento del pulcino. Sì, non è facile. Come ti è nata questa passione? Mi è nata 3 anni fa quando ho preso 3 galline in una fiera, le ho portate a casa e vedendo che facevano le uova, piano piano mi sono sempre interessato e adesso niente, ho 3 pollai diversi, varie razze e 54 galline che ho preso i pulcini. Allevamento. Damiano, a Villa del Conte sei diventata una piccola star, giusto? Il mattino il gazzettino. Come hai vissuto insomma questo periodo di fama, chiamiamolo così? Sì, bene, bene. Cioè, anche ho dovuto aumentare il numero delle galline perché tutti mi domandano le uova e quindi ho dovuto aumentare il numero delle galline. Niente, poi... Avete capito perché il Veneto è il futuro? Altro che sapersi arrangiare, questa è la storia. Damiano, ti facciamo un applauso, grazie. Grazie a tutti, buongiorno. Grazie. Ed eccoci nuovamente in studio dopo la conferenza stampa del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Avete sentito, ha risposto a molte domande, a molti quesiti fatti un po' da voi cittadini, sia riguardo per esempio ai tamponi nei supermercati, piuttosto che alla questione mascherine, la annosa questione mascherine che tornano quasi ad essere introvabili o piuttosto a prezzi che non sono come quelli stabiliti, almeno pattuiti inizialmente o imposti come volete voi dal governo, cioè 50 centesimi. Diventa sempre difficile questa operazione. Il governatore inizio conferenza stampa ha dato anche i dati, allora vediamoli insieme questi dati di questa evoluzione di questa pandemia. Allora innanzitutto vediamo che in totale nella regione Veneto i totali dei casi con tampone positivo sono 18.553, sono i dati questi aggiornati ad oggi. E quindi vediamo che sono in totali positivi in più, sono più 57 questo dato qua, questo numero che vedete nella seconda colonna. Poi i casi attualmente positivi sono 6.534 quelli complessivi, siamo alla terza colonna della prima tabella come vedete qui, e ancora per quanto riguarda i deceduti in ospedale o extra ospedale, anche qui è un dato cumulativo ovviamente, sono 1.589, negativi però, il dato è importante, soprattutto i negativi in questa seconda fase, sono 10.430, siamo all'ultima colonna. Vedete qua il cursore del mouse vi sta mostrando. Ancora, i soggetti in isolamento domiciliare, siamo a questa tabella più separata, sono 5.773, quindi insomma vedete che i dati sono sempre più verso il positivo, quindi mantengono questo andamento importante. L'altra cosa importante da mostrare sono i deceduti, che sono complessivamente totale della Regione Veneto in aumento, sono più 4 in questa giornata. Comunque insomma
L'importante sono anche che i contagi siano soprattutto in costante, diciamo, lieve diminuzione, ma comunque continuano nella loro discesa. Per quanto riguarda invece le strutture di ricovero, quest'ultima tabella qua in fondo, vedete che i pazienti presenti nelle varie strutture di ricovero da Belluno per finire a Marostica, in provincia di Vicenza, sono 118. I negativi sono 44, i dimessi sono 200, i decessi complessivamente 30, anche qui c'è un +1 che si legge da questa tabella. Comunque insomma diciamo che complessivamente i dati possono ritenersi abbastanza positivi. Invece adesso noi vi avevamo lasciato parlando della fase 2 degli ospedali, perché questo è importante, tornare a una normalità anche da un punto di vista sanitario, con le aperture delle chirurgie piuttosto che delle terapie, piuttosto che degli ambulatori, quindi le prestazioni mediche ambulatoriali dell'ospedale. Abbiamo fatto vedere come si sta attrezzando come si è attrezzato l'ospedale di Bassano in un protocollo comune deciso sempre dalla regione. Andiamo a vedere invece il San Bortolo di Vicenza. Vediamo il servizio. Dalla regia vediamo se riescono a mandare questo servizio, altrimenti... La fase 2 è decollata da 3 giorni, 72 ore in cui l'attività negli ospedali dell'Urso-Attoberica su input della Regione Veneto è cresciuta sensibilmente. Sono stati eseguiti 270 interventi chirurgici programmati, 5.400 gli esami e le visite specialistiche, di cui 800 solo al San Bortolo. 1.000 i prelievi del sangue al giorno. Rispettate tutte le nuove misure di sicurezza e le direttive sulle distanze. Sulla soglia degli ospedali di Vicenza, Valdagno, Arzignano, Montecchio, Lonigo e Noventa Vicentina vengono effettuati i controlli della temperatura con il termometro a infrarossi, ma nessun visitatore è stato trovato con la febbre. Sul fronte prelievi, che è un'altra delle criticità, stiamo lavorando anche qui per ampliare le sale d'attesa, sia qui a Vicenza che ad Arzignano e a Montecchio, con soluzioni anche innovative, e soprattutto le prenotazioni, cioè non sarà più possibile fare i prelievi così, diciamo, in modo estemporaneo, bisognerà prenotarsi. Abbiamo lo Zero Coda Lab e anche qui vengono distanziati gli appuntamenti per i prelievi, in modo che appunto non ci sia l'affollamento nelle sale d'attesa. Intanto si progetta il futuro. La Regione Veneto ha autorizzato un aumento dei posti letto negli ospedali vicentini. Per il San Bortolo si aggiungono 17 nuovi posti letto nel reparto di malattie infettive, che quindi raddoppiano e diventano 37. E poi 10 nuovi posti letto in terapia intensiva riservati ai pazienti Covid, che vanno a sommarsi ai 16 ordinari, per un totale di 26. E ancora si preparano altri 6 posti letto di terapia semi-intensiva. Obiettivo: non farsi prendere in contropiede dal coronavirus ed essere pronti a un eventuale ritorno dell'epidemia. La ripresa finalmente comincia a tornare verso la normalità, i controlli sono controlli regolari, con afflussi regolari, e quindi un nuovo servizio che permetterà ai cittadini di tornare in ospedale anche per servizi diversi, fortunatamente, del caso Covid. Naturalmente si tornerà man mano ad un'efficienza che rappresenta appunto un'eccellenza per la nostra città e per la nostra provincia. L'obiettivo per settembre è raddoppiare la capacità di processare i tamponi. Attualmente al San Bortolo quotidianamente vengono esaminati più di 500 test, ma in autunno si punta ad arrivare a 1200 al giorno. Insomma, la fase 2 è iniziata, ma si pensa già al futuro. La sanità veneta è pronta a confermarsi eccellenza nazionale. Quindi avete capito, insomma, gli ospedali si stanno già attrezzando, già c'è gente che si appresta appunto a effettuare le visite, che aveva già prenotato. Ovviamente bisognerà pazientare, perché è inevitabile qualche coda, qualche attesa, perché ci sono quelle urgenti magari che arrivano adesso rispetto a quelle che erano già prenotate prima della pandemia, ma pian piano la macchina continuerà a rodare e sempre più si potranno effettuare le visite con i tempi necessari e rispettando appunto quelle che sono poi le graduatorie relativamente appunto alle prenotazioni. Ricordiamo
che bisogna sempre prenotare la visita, ricordiamo che è necessario andare in ospedale solo se estremamente necessario e possibilmente non accompagnati, perché gli ospedali rimangono comunque elementi possibili, posti insomma possibili di contagio, perché il Covid appunto 19, il coronavirus non è che è sparito, rimangono i reparti Covid all'interno degli ospedali, quindi chi ha la temperatura 37,5, il livello minimo appunto di temperatura, rimanga a casa, chiami il suo medico di famiglia, o se arriva in ospedale verrà trattato in un percorso particolare, separato rispetto ovviamente alle altre persone che arrivano magari per visite ambulatoriali. In particolare per quanto riguarda il San Bortolo è chiesto in maniera espressa per quanto riguarda i prelievi per esempio del sangue di non arrivare lì e tutti quanti, tanto si può fare in mattinata e aspettare all'interno della sala d'attesa. Si preferisce utilizzare, ci sono le app, ci sono tutti i sistemi di prenotazione e comunque dall'11 maggio ci saranno anche i tornelli elettronici che limiteranno proprio gli accessi, al massimo 50 persone, quindi è inutile affannarsi a correre a fare i prelievi alla mattina senza prenotazione. Questo è quanto dalla direzione sanitaria dell'ospedale San Bortolo viene richiesto a tutta la gente, quindi una forte collaborazione per lavorare ovviamente meglio e lavorare bene tutti. Si parlava di mascherine durante la conferenza stampa del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia e allora adesso io vi propongo questo servizio relativo sempre proprio alle mascherine, perché anche qui ci sono delle piccole interessanti novità. Vediamo. I volti nascosti dietro la mascherina, lo sguardo però sorride. C'è il virologo Andrea Crisanti, c'è il sindaco di Padova Sergio Giordani, c'è l'olimpionico Galtarossa, il campione di rugby Mauro Bergamasco, il comunicatore Sammy Basso, l'attore Andrea Penacchi, l'immunologa Antonella Viola. Volti noti della città che sono scesi in campo per la campagna di sensibilizzazione all'uso della mascherina, uno strumento ormai entrato di fatto nel nostro uso quotidiano, uno strumento necessario per proteggere se stessi e gli altri in questo difficile periodo dell'emergenza Covid. I cartelloni pubblicitari voluti dal Comune di Padova saranno affissi lungo le principali vie della città, una campagna che vuole anche sensibilizzare al giusto smaltimento delle mascherine dopo il loro utilizzo. Dovranno infatti essere gettate nel secco non riciclabile. E in queste ore era in corso un incontro per quanto riguarda le diocesi del Veneto per capire come muoversi in questa seconda fase, perché la richiesta da parte di tantissimi fedeli è quella di ritornare alle messe, di tornare appunto in chiesa a pregare. In questo tempo non è che le messe non sono state fatte ovviamente, ma sono state fatte attraverso i social, le parrocchie si sono tutte adeguate, c'è stato qualche fuga in avanti con qualche parroco nelle varie località magari che ha fatto delle scelte un po' più azzardate, c'è chi addirittura ha fatto la messa da sopra il campanile o piuttosto dalle colline come a Valdagno per esempio, oppure c'è chi magari ha fatto la messa online e poi invece proprio negli ultimi tempi ha poi dispensato la comunione ai fedeli che si sono presentati sul sagrato della chiesa. Ovviamente questo un po' anche contravvenendo quelle che sono le disposizioni. In queste ore si sta decidendo invece questa fase 2 da parte delle diocesi del Trivento e sembra, ma ovviamente ne daremo maggior ragguaglio nelle edizioni dei nostri telegiornali, potrebbe esserci un'apertura appunto per un ritorno alle messe dal 18 di maggio, ma ovviamente stiamo verificando la notizia e vi daremo maggiori ragguagli nelle prossime edizioni dei telegiornali. Adesso rimaniamo sempre nel padovano, in questo caso però per parlare di una Padova che cerca di ripartire. Allora vediamo insieme questo servizio. Gli ospedali dell'ULSS 6 stanno lentamente tornando alla normalità, ma niente sarà più come prima. Lo confermano i vertici dell'azienda sanitaria padovana. Nulla sarà come prima. Gli ospedali dovranno anche nell'immaginario collettivo riacquistare quello che è il vero senso di un ospedale. È un luogo a rischio biologico dove ci si avvicina con molta attenzione e si entra con regole molto, molto ferree, severe. Parlo, tanto per citare qualche esempio, dei varchi, dei controlli della temperatura, della rarefazione della presenza nelle sale d'attesa, nei poliambulatori. È chiaro che questo comporta una riorganizzazione di tutta l'offerta, anche come tempistica.
In questo periodo sono state erogate comunque 6.000 prestazioni, con oltre 6.000 chiamate al call center ogni giorno, e proprio sulle modalità di accesso alle prenotazioni e alle informazioni l'azienda avverte i cittadini. Noi come sistema sanitario abbiamo fatto quello che dovevamo fare, e lo abbiamo fatto come ci viene riconosciuto nel migliore dei modi possibili e ci viene riconosciuto anche a livello internazionale. Nella fase di riapertura, nella fase 2 e poi anche quella che sarà la fase 3 di allentamento progressivo delle misure restrittive, è chiaro che la parte la fanno insieme a noi anche i comportamenti e gli atteggiamenti dei nostri cittadini, quindi è un appello a senso di responsabilità nei confronti della propria salute. In via di normalizzazione anche la situazione nelle case di riposo. La situazione appunto si sta stabilizzando e migliorando anche per quanto riguarda dopo il rientro degli operatori appunto positivi una volta guariti all'interno appunto delle case di riposo. Da segnalare che appunto gli ospiti sono stati tutti tamponati. Stiamo aspettando che gli esiti degli ultimi tamponi che sono stati fatti. Comunque in questo momento mancano appunto gli esiti degli ultimi tamponi. Abbiamo un numero di positivi di 215 in questo momento. Allora avete sentito un po', abbiamo fatto un po' la panoramica su quelli che sono gli ospedali appunto del Veneto, alcuni degli ospedali del Veneto, sulla situazione appunto della fase 2 per quanto riguarda i nostri nosocomi. Adesso, rimanendo a Padova, io provo a collegarmi con la collega Valentina Visentini, vediamo se riusciamo a chiamarla per riuscire a parlare con lei, per capire un po' quali sono gli argomenti di questa giornata. Vediamo di riuscire a fare questa telefonata, vediamo un attimo di trovare la possibilità di sentirla. Solo un secondo, datemi il tempo materiale, tecnico-pratico per parlare con lei, vedere anche se la comunicazione, ecco, io la vedo, vediamo se, ecco, se riusciamo a farla vedere anche a voi, la Valentina Visentin della redazione di Padova. Eccola, ciao Valentina. Buongiorno dalla redazione di Padova per gli aggiornamenti che arrivano dalla città. Gli ultimi dati parlano di appena 3 contagi nelle ultime 12 ore in tutta la provincia di Padova, quindi un numero che è nella media per quanto riguarda questa settimana, dove c'è stato un massimo di 5 casi e un minimo di 0 casi al giorno nella città di Padova. Diminuiscono anche i ricoveri nei reparti, meno 10, ed è stabile il numero per quanto riguarda i ricoverati in terapia intensiva. Padova che ha preso la sua vita abbastanza a pieno ritmo, le strade sono affollate di auto, molte le attività che sono ripartite, è stato chiuso però il centro storico. Oggi infatti abbiamo sentito e alcune categorie, oggi abbiamo sentito e vi proporremo nei nostri telegiornali un servizio dedicato alla categoria dei parrucchieri che deve attendere il 1° di giugno al momento per riaprire, ma che confida, come ha detto il governatore Luca Zaia, in una riapertura anticipata rispetto alla data del 1° giugno, un settore che è tra i più colpiti per quanto riguarda appunto questa emergenza coronavirus. Poi c'è un'altra buona notizia, perché i lavoratori del trasporto pubblico hanno donato alla Croce Rossa una strumentazione per la sanificazione delle ambulanze, quindi questa è una dimostrazione della solidarietà che si sta vivendo in città, ed è partita da ieri sera la campagna invece del comune che per sensibilizzare i padovani all'uso della mascherina. Vi abbiamo mostrato nei giorni scorsi con i nostri servizi insomma il buon senso di tanti padovani che abbiamo visto per strada tutti muniti di mascherina. Il comune ha voluto creare una campagna ad hoc proprio per sensibilizzare all'uso della mascherina, coinvolgendo personalità note come il virologo Andrea Crisanti e l'immunologa
Antonella Viola della Città della Speranza, ma anche sportivi come Mauro Bergamasco e Rossano Galtarossa. Valentina, ti interrompo solo un attimo per chiederti, questo per quanto riguarda ovviamente la questione Covid-19, la città si sta, ha messo in atto tutte quelle che sono le misure ovviamente per il controllo, e ovviamente ci saranno anche molti controlli ancora da parte delle forze dell'ordine, ma da un punto di vista della vita quotidiana, cantieri, attività, sta riprendendo anche quel tipo di vita? Sì, sono ripartiti moltissimi cantieri anche all'interno dei negozi che si stanno preparando poi per la riapertura, perché magari necessitano di soluzioni di sicurezza nuove, e quindi ci sono tantissimi cantieri che sono ripartiti, e insomma quindi la città per quanto riguarda appunto il settore delle costruzioni sta ripartendo, si stanno rimuovendo, si stanno ripartendo le cose. Dicevi appunto che c'è stata questa campagna importante. È una campagna non solo per l'uso della mascherina quando si esce, ma anche poi per lo smaltimento della mascherina, perché si è visto che purtroppo molte mascherine o guanti monouso vengono gettati a terra e abbandonati. Ecco, questo non si fa. Il Comune ha voluto sensibilizzare anche al fatto dello smaltimento dei rifiuti come mascherine e guanti che vanno gettati nel secco indifferenziato. Quindi insomma un invito ai padovani al buon senso, ma anche all'educazione, quindi a gettare mascherine e guanti dopo l'utilizzo nei cestini del secco. Siamo stati anche a vedere i parchi, dove tutte le giostrine e i giochi per bambini sono tuttora recintati, e quindi anche nei parchi la situazione si sta svolgendo con molta regolarità e con molta educazione e buon senso. Ecco, a proposito di parchi, anche i runner hanno potuto tornare a correre. Ecco, gli argini come sono? Perché erano stati chiusi in maniera repentina all'inizio. Sono stati chiusi, ma nei giorni scorsi il sindaco Sergio Giordani lunedì sera in particolare ha firmato una ordinanza che revoca appunto il provvedimento di chiusura degli argini e consente ai padovani di poter correre, ovviamente mantenendo le distanze di sicurezza di 1 metro o di 2 metri, e quindi gli argini sono stati riaperti e i runner stanno continuando, hanno ricominciato a correre, anche loro, molti si vedono addirittura con la mascherina, quindi insomma stanno cercando di evitare assembramenti, ma di mantenere attive le attività. Perfetto, un'ultima domanda solo, poi ti lascio perché so che devi lavorare giustamente e non ti voglio far perdere troppo tempo. C'è qualche problema sul reperimento dei guanti e anche delle mascherine a un prezzo, le mascherine a un prezzo umano, diciamo, e i guanti di plastica di buon uso, insomma, sembra che ci sia qualche difficoltà? Nei supermercati scarseggiano i guanti. Questa mattina invece abbiamo sentito la responsabile di Federfarma Padova proprio per quanto riguarda le mascherine in farmacia. Ebbene, ci ha confermato che per quanto riguarda le mascherine chirurgiche, quindi quelle che andrebbero vendute a 50 centesimi, c'è una scarsità di rifornimento, e quindi stanno scarseggiando, molte farmacie ne sono sprovviste, e quindi si fa fatica appunto a trovare le mascherine chirurgiche. Ci sono invece le FFP2, insomma quelle più specifiche, quelle che appunto proteggono sia chi li indossa che chi sta di fronte. Ecco, quelle le FFP2 quindi che hanno un costo diverso, quelle si trovano ancora in farmacia, ma invece le mascherine chirurgiche si stanno scarseggiando in molte farmacie di Padova. Grazie Valentina, grazie tantissimo per questo aggiornamento, ovviamente ti lascio tornare al tuo lavoro, grazie e buona continuazione anche a te. Ecco, con la mascherina, brava Valentina, è un segnale che diamo anche noi diamo questo segnale importante ai telespettatori, anche noi che lavoriamo in televisione, che siamo quindi a contatto con voi, usiamo la mascherina, usiamo i guanti quando appunto siamo in pubblico, e ovviamente non in onda in questo momento perché sono da sola, ma di solito lavoriamo col microfono lontano, cioè siamo attrezzati come tutti quanti ovviamente a non contaminare, a non essere contaminati eventualmente da soggetti positivi. Adesso qualche secondo di pubblicità, ci ritroviamo subito dopo.
informazione straordinaria legata ovviamente alla questione coronavirus o Covid-19 per l'esattezza. Vi ricordo come sempre i nostri numeri in sovrappressione, lo vedete lì in alto, per mandarci magari sms, mandarci magari anche dei video, piuttosto che poter utilizzare per mandarci i disegni dei bambini che stanno facendo in questo periodo. Poi vi ricordo anche la pagina Facebook di Rete Veneto, dove avete potuto vedere la conferenza stampa, potete sempre vedere la conferenza stampa in streaming del presidente della Regione Veneto Luca Zaia, e anche vi ricordo sempre il nostro canale Telegram, perché vengono messe le tabelle per quanto riguarda l'andamento della pandemia in Veneto, e anche i servizi dei telegiornali, le cose curiose, particolari che noi mandiamo in onda anche nelle nostre edizioni. Vi dicevo prima anche della pausa pubblicitaria, della possibilità delle messe dal 18 di maggio, e la notizia è comparsa anche adesso in internet nel giornale Avvenire. È firmato il protocollo messe aperte ai fedeli dal 18 maggio, spiega come saranno: accessi contingentati per distribuire la comunione, il celebrante dovrà igienizzare le mani e indossare i guanti e la mascherina, avendo cura di non venire a contatto con le mani a dei fedeli. Questo è quanto è stato firmato in un protocollo proprio oggi, 7 maggio, a Palazzo Chigi, dal cardinale Gualtiero Bassetti, il presidente della CEI, dal premier Giuseppe Conte e dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Il documento conferma appunto che ci saranno ingressi contingentati, che sarà obbligatorio accedere con le mascherine, come dicevamo. C'è la misurazione anche della temperatura corporea, 37,5 gradi, vi ricordiamo. Per distribuire la comunione il celebrante, come avevamo già detto, dovrà appunto avere i guanti, la mascherina, dovrà igienizzare le mani, insomma, e soprattutto dovranno essere comunque mantenute quelle che sono le cosiddette distanze sociali. Lo stiamo ripetendo in continuazione, ma è una cosa importante, soprattutto quella delle distanze sociali, che dovranno essere tenute comunque sempre, anche durante quest'estate, nonostante mascherina ed eventualmente guanti. Ecco, io adesso vi vorrei proporre, perché parlando di estate, di vacanze, parlando anche di come potrà essere poi anche il nostro tempo libero, vi propongo un servizio del CAI che parla del CAI, quindi come saranno anche lì la montagna, e quindi l'approcciarsi alla montagna in questo momento ancora di coronavirus. Vediamo il servizio. Chiediamo a tutte quante le persone che vanno in montagna di partire con gradualità. Dalla CAI del Veneto un appello a chi in questa fase 2 si recherà in montagna per praticare attività motoria o sportiva. Farlo con moderazione, con l'attrezzatura necessaria e tenendo in considerazione le misure di sicurezza previste, ovvero mascherine, guanti o gel e distanziamento sociale. Si può andare in montagna con i mezzi propri, accompagnati da un familiare. Si sconsiglia nell'andare in montagna andare da sole. Se si va da soli è consigliato lasciar detto dove ci si reca in caso di necessità, anche perché al momento non vi sono presidi in quota. In montagna sono chiusi i rifugi, riapriranno o al primo o alla metà di giugno. I bivacchi possono essere utilizzati esclusivamente per l'emergenza. Perché solo ed esclusivamente per l'emergenza? Perché i bivacchi non possiamo andare su a sanificare. Quando entrano devono avere ovviamente i guanti alla mano e possibilmente essere da soli. Serve molta attenzione e responsabilità, ricorda Frigo, anche perché in caso di necessità l'intervento del soccorso alpino sarà ancora più delicato. Sarà attrezzato con tuta, maschera, mascherina, guanti, e il soccorso alpino in questo caso qua una volta di più rischia, perché non conosce la persona dall'altra parte e non sempre è agevole l'intervento con maschera, visiere. Eccoci di nuovo in studio, avete sentito quindi anche la montagna dovremo approcciarci alla montagna in maniera diversa, con maggiore attenzione, mascherine e guanti, ribadiamo ancora
anche in montagna, anche per la tutela proprio del personale, del CAI, dei soccorritori per esempio, come avete sentito dal servizio. Adesso volevo leggere con voi alcuni messaggi che sono arrivati al nostro numero SMS, che ribadisco vedete in sovrimpressione. Un signore ci chiede: buongiorno, perché continuate a parlare di 50 centesimi a mascherina quando il governo scrive, ma furbescamente non dice nel messaggio pubblicitario, che il prezzo è al netto dell'IVA? Ed effettivamente è così, l'IVA non è stata, c'è stata un po' da diatriba sull'IVA, se dimezzarla, tenerla intera, e quindi come avete sentito poi il problema mascherine, al di là del costo che ancora non si capisce bene esattamente, perché i produttori hanno un costo, il governo ne ha imposto un altro, quindi c'è, come diceva anche lo stesso presidente Zaia, c'è un gap tra la possibilità anche di un minimo guadagno di chi li produce queste mascherine, perché obiettivamente magari ha comperato, aziende che si sono riconvertite hanno comperato anche macchinari, materiale appunto per fare queste mascherine, quindi una minima soglia di guadagno ci deve essere. Chiaramente è tutto molto complicato, molto difficile, mascherine che in questo momento, avete sentito anche dalla collega Valentina Visentin, scarseggiano quelli appunto a 50 centesimi e si attendono dalla Cina, probabilmente c'è anche in atto una trattativa probabilmente a livello governativo anche col governo cinese per un tipo di importazione, per un tipo di costo, per poterle portare e averne a sufficienza, perché ci faranno compagnia per molto molto tempo le mascherine. Torniamo, vediamo anche un altro messaggio magari di qualche altro telespettatore. Mi sto scorrendo con voi per capire un attimo. Ecco, ancora c'è la questione tamponi, devono iniziare ad andare a fare i tamponi ai supermercati, io credevo avessero già iniziato, speriamo allarghino, e poi qual è l'ostacolo di comprare un altro macchinario per reagenti da tampone? In realtà questa domanda il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha già bene o male risposto. In realtà macchinari importanti ne sono stati comprati, c'è quello di Padova che ne processa tantissimi con necessità di minor reagente e quindi ne può fare tantissimi. Allo stesso tempo, per quanto riguarda i supermercati, che è una preoccupazione che hanno tutti, sia i lavoratori all'interno del supermercato che la gente che va al supermercato. Di fatto c'era un progetto, diceva il governatore, per fare i tamponi anche nei supermercati, è una cosa probabilmente passata in secondo piano in questo momento, perché c'è necessità probabilmente di fare anche dell'altro. Tamponi sono importanti, bisognerà però ovviamente farli in maniera più diciamo corretta possibile e alle persone che più ovviamente sono a rischio. Ovviamente, ribadisco, se tenete mascherina e guanti e magari possibilmente il guanto potete anche igienizzarlo, o quando casomai lo cambiate, buttatelo nel secco, come abbiamo già detto più volte, non gettateli in strada, che ribadisco in questo momento non dobbiamo dimenticare l'ambiente, tanto più non lo dobbiamo dimenticare, e dobbiamo essere ancora più attenti a non inquinare, perché plastica tra mascherine e guanti ce n'è tantissima e quindi diventerebbe un altro problema da affrontare. Ancora un altro messaggio che chiede, c'è il problema delle bollette. Una signora qua ci dice, chiederebbe a Zaia se dopo tanti tentativi, se è il momento in cui arrivano delle bollette importanti anche dei 2.500 euro e serve fare la fattura di riparazione, quindi anche qui ovviamente la necessità da parte di tutti dell'onestà, della correttezza, se si deve pagare una bolletta così importante sicuramente può esserci una rateizzazione e sicuramente le amministrazioni comunali hanno previsto tutte le modalità, ovviamente bisogna anche seguire una procedura burocratica più semplice possibile, però deve essere fatta per poter rateizzare. Chi fa delle riparazioni chiaramente dovrà cercare di tener conto della situazione, quindi magari certe riparazioni molto costose, anche magari per esempio rateizzarle lui stesso, oppure trovare delle soluzioni, perché la gente non ha sempre tutti i soldi a disposizione in questo momento. Avete sentito nei precedenti servizi, abbiamo detto che ci sono tante famiglie
i cosiddetti nuovi poveri che si sono trovati con questa pandemia, con negozi chiusi, attività chiuse, aziende chiuse e non percependo magari uno stipendio, un utile, una cassa integrazione perché i tempi sono lunghi, si trovano a non avere il denaro sufficiente per affrontare pagamenti di varia natura, che possono essere appunto come dalle bollette per esempio a riparazioni che magari sono necessarie. Tanta gente per esempio chiede al governo di essere più veloce, più attivo, di dare risposte più concrete. Le richieste sono tantissime, molti fanno presente sempre anche la questione, come dicevamo già prima, dell'inquinamento, dei guanti che sono lasciati abbandonati in giro. Abbiamo visto prima la storia del bambino delle uova. Zaia ha dato la parola a questo giovane ragazzo, bambino che si è attivato con le galline, producendo uova che dona a Zaia. Ecco, ci sono anche altri telespettatori che parlano di pulcini, che ne hanno anche loro, abbiamo riscoperto un po' quelle che sono, non so, le vecchie passioni, una vita un po' diversa. Certo, non è facile perché è un ritorno a una vita diversa, una vita di un tempo con molto tempo a disposizione e quindi magari anche difficile da far trascorrere, però pian piano la vita sta tornando, cominciamo più ad uscire, si vede più gente in giro, i runner sono tornati a correre, la gente è tornata a lavorare, sono circa 1.200.000 i veneti che sono tornati al lavoro e quindi c'è un minimo di ripresa anche dell'attività, di ripresa economica. Allora, continuiamo nella lettura di qualche messaggio, vediamo, tanti sono i messaggi delle mascherine, infatti, un altro messaggio che arriva dice: ma le mascherine perché bisogna comprarle dalla Cina? Ci sono anche altri paesi che le producono e la vendita può essere fatta dagli enti pubblici, così si mantiene basso il costo. Certamente tutto è possibile, chiaramente si possono comprare da tante parti, è chiaro che magari la produzione cinese, la capacità della produzione cinese è di quantità enormi e quindi arrivare sul mercato in grande quantità. Ancora mascherine a 50 centesimi e pur pagando l'IVA, ma non si trovano in farmacia, l'avevamo già detto anche noi, scarseggiano, c'è un problema al riguardo. E come dobbiamo fare? Purtroppo difficile da dire, aspettare, trovare mascherine, comprare quelle magari che ci sono più trovabili, le FP2 che sono diciamo più coprenti sia per chi le indossa che per chi sta davanti, che costano ovviamente di più, oppure magari ecco anche per l'ambiente, ma spendiamo un po' di più, compriamo una mascherina lavabile che può essere riutilizzata e sprechiamo meno, possiamo anche diciamo trovare questa soluzione se vogliamo un po' più costosa certo, ma magari più benefica per lo stesso ambiente. Ancora, buongiorno, noi siamo operatori del mercato, volevamo sapere quando possiamo lavorare, abbiamo le stesse difficoltà di bar e parrucchieri, non abbiamo redditi che ci entrano, neppure il bonus perché l'INPS avrà finito i soldi. Allora, finito i soldi magari no, i tempi sono piuttosto lunghi, questo sì. Lavoratori, parla di attività senza specificare, presumo operatori di mercato, penso al mercato ambulante probabilmente, anzi quasi sicuramente. Purtroppo anche per loro la situazione è particolarmente difficile, magari sono a partita IVA, quindi sono in attesa sempre dei 600 euro, non facili anche quelli da arrivare, c'è stato un rifinanziamento da parte del governo, tempi lunghi, ovviamente difficile e soprattutto la necessità di tornare a lavorare, questa è la cosa più importante e sicuramente si sta lavorando, il governatore Luca Zaia ha detto chiaramente che il Veneto è pronto a ripartire, a riaprire tutto e tornare a lavorare in tutti i settori, quindi è possibile, magari una speranza la nostra che già dal 18 maggio anche i mercati possono tornare magari con tutte le regole, con ingressi e uscite separate, con mascherine, guanti, con distanze sociali da mantenere, ma che anche il mercato nel suo complesso e non solo il settore alimentare o l'abbigliamento per bambini possa tornare alla sua attività.
Adesso invece volevo proporvi un'altra cosa, volevo proporvi un servizio proprio parlando di mercati, parlando di alimenti. La Coldiretti parla di una situazione particolare del mercato per quanto riguarda l'intera filiera agricola. Sentiamo il servizio. Il carrello della spesa è sempre più pesante, mentre gli agricoltori hanno subito tagli fortissimi sui prezzi. Meno 15% per il latte alla stalla, meno 50% per il radicchio e meno 30% sugli asparagi. Eppure i prezzi al dettaglio sono alle stelle. Dalla verdura, che è cresciuta mediamente del 5%, alla frutta, dai salumi al latte, il quadro delineato dalle elaborazioni di Coldiretti sui dati Istat dimostra che qualcosa si è inceppato nella filiera. A tutto questo, fa sapere l'associazione di categoria, si aggiunge il comportamento di chi preferisce mettere sugli scaffali verdura o latte di importazione. Al centro di tutto c'è il Covid-19 che ha sconvolto i consumi dei veneti in quarantena, spingendoli alla corsa agli acquisti per lo sconvolgimento in atto sul mercato, per le limitazioni imposte alla ristorazione dell'emergenza coronavirus. A spingere in alto la spesa è stata anche la paura di rimanere senza scorte con la dispensa vuota, che ha favorito l'acquisto di prodotti a lunga conservazione. Infatti, ad aumentare, rivela Coldiretti, è anche il prezzo della pasta, dei piatti pronti, del burro, dei formaggi, dello zucchero, degli alcolici, delle carni, del pesce surgelato e dell'acqua. La chiusura forzata del canale della ristorazione ha infatti provocato un effetto a valanga sulla filiera regionale dell'agroalimentare, che dai campi agli scaffali fino al ristorante vale 44 miliardi di euro. Il lungo periodo di chiusura, sottolinea Coldiretti, sta pesando su molte imprese dell'agroalimentare, dal vino alla birra, dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura, ma anche su salumi e formaggi di alta qualità, che trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco e sui quali gravano anche le difficoltà dell'esportazione con molti paesi stranieri che hanno adottato le stesse misure del blocco alla ristorazione. Si sta chiudendo questa edizione straordinaria, vi voglio solo ricordare 3 appuntamenti importanti: la nostra ginnastica ovviamente, che piace tanto a tutti voi, vi ricordo anche che dalle 17:20 c'è il rosario, e poi a seguire la messa e naturalmente i nostri telegiornali. Buona continuazione con la programmazione di Rete Veneta.